Ciao, oggi vi presentiamo la seconda puntata del TG Sicurezza Scuole Geniali, realizzato dai giovani per sensibilizzare soprattutto gli adulti. Seguiteci e passate parola agli amici per far conoscere questo innovativo progetto educativo dedicato alla sicurezza sul lavoro, stradale e nautica. Oggi facciamo amicizia con Marta Cintura. Marta ama muoversi in città con prudenza, conosce ogni segnale stradale, indossa sempre la cintura di sicurezza e vorrebbe tenersela sempre addosso. La strada è uno spazio dove pedoni, ciclisti e automobilisti devono rispettarsi. E insieme a Marta c'è anche Leo Semaforo. Leo è patito per la sicurezza. Pensa con i colori del semaforo, rosso, giallo e verde. Con il suo sorriso ricorda che fermarsi, guardare e ripartire al momento giusto può evitare incidenti. Le regole della strada rendono sicura la vita. Adesso vediamo 2 spot e 2 poster sulla sicurezza realizzati dalla Scuola Geniale Carducci di Marcon. Con casco, attrezzature e attenzione, ogni lavoro è una missione. Se i grandi stanno al sicuro, anche per noi ci sarà futuro. Takes what you can't resist. You're the reason he exists. The safety net. Con semaforo rosso passare non posso, tolgo le cuffie dalle orecchie e di avventure ne avrò parecchie. Ragazzi, con questa frase vogliamo ricordarvi di stare sempre attenti e presenti quando si cammina, perché la vita è preziosa. Vediamo anche il cartello preparato dalla scuola Giuliani di Dolo. Ecco l'intervista con l'ingegnere della scuola Geniali Carducci di Marcon, che ci offre consigli utili e concreti sulla sicurezza, indicazioni semplici per affrontare con maggiore consapevolezza i rischi della vita quotidiana. Siamo gli alunni della classe seconda della scuola primaria Carducci dell'Istituto Comprensivo Malipiero. Oggi intervistiamo l'ingegnere Cristiano Invaso che si occupa di sicurezza. Qual è la regola di sicurezza che non dobbiamo mai dimenticare? La regola più importante è fare sempre attenzione prima di muoverci. Guardiamo bene cosa c'è attorno a noi. A scuola, in strada o a casa, la sicurezza nasce da piccoli gesti. Come si può fare più prevenzione della sicurezza? La prevenzione si fa osservando, ascoltando e chiedendo aiuto quando serve. Se vediamo qualcosa che non va, lo diciamo subito a un adulto e ricordiamoci che seguire le regole non è un obbligo noioso, è un modo per proteggere noi stessi e anche gli altri. Grazie per il tuo messaggio e per i preziosi consigli. E vi raccomandiamo azione, stop, distrazione più attenzione. Grazie per aver seguito il TG Sicurezza. Il progetto Scuole Geniali è promosso da INAIL Veneto e Ordine Ingegneri Venezia
insieme a Veneto Strade e Fondazione Ingegneri Veneziani. Ringraziamo il Consiglio Nazionale Ingegneri per il patrocinio e per il supporto la Banca di Credito Cooperativo Veneto, la Fondazione Archivio Vittorio Cini, Edison, AI Progetti e Planum.